TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo una pizzeria e un bar hanno subito spaccate con conseguenti furti e danneggiamenti. Si tratta di una pizzeria in piazza Ferretto a Mestre e di un bar in piazzetta Rosselli a Spinea. Nel primo caso la porta era stata scardinata con i vetri andati in frantumi. Portato via il fondo cassa di circa 200 o 300 euro. La polizia locale ha eseguito i rilievi e ha acquisito le immagini di videosorveglianza per individuare gli autori. A Spinea invece è stato usato un veicolo come ariete per sfondare la vetrina, con seri danni. Sembrerebbe, dalle prime informazioni, che nessuno che si trovava nei pressi avesse visto o sentito nulla, malgrado il rumore. Dopo aver sfondato la saracinesca e la vetrina, i malviventi si sono impossessati di una macchinetta cambiamonete e di una slot machine del gioco d'azzardo. Su quest'ultimo caso stanno indagando i carabinieri di Spinea, è quanto riporta la stampa locale. Ancora cronaca. In questi giorni, come segnalato da ADICO, Associazione a Difesa dei Consumatori, molte persone vengono contattate da sedicenti sondaggisti che invitano l'interlocutore a rispondere ad alcune semplici domande per poter ottenere poi, gratuitamente, alcuni elettrodomestici. Terminato il sondaggio, però, capita che il sondaggista comunichi alla preda designata che il buono acquisti annunciato a inizio telefonata verrà consegnato direttamente a casa da un addetto dell'azienda. Se l'interlocutore accetta, il più è fatto. Il venditore si reca a casa della persona contattata, teoricamente per consegnargli il buono, ma in realtà per fargli firmare un foglio per la privacy, che altro non è se non un abbonamento annuale per l'acquisto di non meglio specificati prodotti. Il raggiro del sondaggio non è nuovo, commenta Carlo Garoffolini, presidente dell'ADICO. Il foglio sulla privacy è invece un elemento non così comune. Noi però contestiamo l'inesistenza di una volontà da parte del contraente che è stato tratto in inganno dal venditore. Per questo invitiamo chiunque sia caduto in questa ennesima trappola a contattarci il prima possibile per risolvere il problema. Cambiamo argomento. Sulla costituzione degli ATS, ambiti territoriali sociali, Dario De Rossi della segreteria CISL Venezia afferma: bene la strada intrapresa dai comuni di Venezia, Marcone e Quarto d'Altino. In questi giorni abbiamo avuto degli incontri con l'assessore al sociale del comune di Venezia, Simone Venturini. Abbiamo avuto garanzie che, almeno per un periodo di 2 anni, costituendosi con la convenzione, possibile solo a Venezia e a Padova, i lavoratori manterranno i loro contratti di dipendenti pubblici. Questa è una grande conquista per i lavoratori che ogni giorno affrontano questioni sociali di natura complessa ed era l'unico modo per poter partire con il piede giusto. Per Luigino Michelon, segretario generale della FNP CISL Venezia, gli ATS sono una grande opportunità per i cittadini e per i pensionati. Per quanto riguarda i numeri, la prospettiva è ottima anche dal punto di vista delle tutele dei lavoratori, possiamo dire che ci siamo. Ora vigileremo affinché tutto proceda per il meglio e attiveremo un tavolo di confronto permanente con gli ATS per far sì che le fragilità siano tutelate al meglio, mantenendo anche i vari servizi presso le sedi comunali interessate per evitare trasferimenti disagevoli per cittadini e pensionati fragili e soli. Poco più di un anno fa la firma del protocollo d'intesa tra Donne e Coldiretti e l'onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere come risposta concreta alla tragica scomparsa di Giulia Cecchettin. L'iniziativa promuove i prodotti gentili nei mercati di Campagna Amica e mira a creare una rete nazionale di fattorie della tenerezza impegnate nell'integrazione lavorativa e nel sostegno delle vittime di violenza. E ieri è stata sottoscritta l'istituzione di 3 premi di tesi di laurea da 2.000 euro ciascuno a favore delle studentesse e degli studenti iscritte e iscritti a Ca' Foscari che redigano una tesi di laurea magistrale sul tema appunto della prevenzione della violenza di genere. La restante parte dei fondi raccolti nel 2024 è stata ripartita così: 2.000 euro al Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, realtà storica con oltre 30 anni di attività, 2.000 euro alla struttura di riabilitazione Le Farfalle di Portogruaro, specializzata nel recupero psicofisico per soggetti con disturbi alimentari, 2.000 euro alla cooperativa sociale Iside di Mestre, impegnata nell'accoglienza e supporto delle donne vittime di violenza. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.